nostro benvenuto dall'isola d'Elba al Circo della Mountain Bike Internazionale, che è approdata sull'isola più bella, lasciatecelo dire, del Mediterraneo per la edizione 2018 della Capoliveri Legend Cup, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore, un appuntamento che per il terzo anno è valido come prova delle UCI Marathon Series. Ci sono grandi aspettative da queste parti. All'isola d'Elba nessuno aveva mai visto tanti bikers tutti insieme, neanche ai tempi della ormai leggendaria Coppa del Mondo del 1994 che portò da queste parti John Tomac e compagni. Oggi è venerdì, il giorno dell'apertura, il giorno della XC Eliminator, che da queste parti si chiama Chiassi Cup. Questo perché? Perché i vicoli del borgo di Capoliveri, uno dei borghi collinari turistici più famosi dell'isola d'Elba, è costellato di queste piccole strade che i capoliveresi, gli elbani, chiamano chiassi. Ma parliamo con chi da mesi ormai sta organizzando tutto questo fine settimana, che qui è attesissimo perché la mountain bike dalle nostre parti è sport nazionale. Maurizio Melis, quest'anno veramente cose fatte alla grande, un'edizione stratosferica della Capoliveri Legend. Sì, quest'anno abbiamo superato tutte le aspettative, abbiamo al via oltre 2000 atleti. Questa sera questa prova spettacolo è per i nostri ospiti, insomma speriamo, se il tempo è come le aspettative, sarà delle belle giornate di festa per tutti. La cornice c'è tutta, ma ci sono anche grandi componenti tecniche, ci sono oltre 100 atleti elite, c'è una starting list degna di una prova di Coppa del Mondo. Che percorso troveranno? Ma il percorso preparato dai miei ragazzi in maniera impeccabile, queste non sono le parole nostre ma sono di chi l'ha provato, forse anche troppo, perché noi siamo un po' pignoli sotto questo punto di vista, ma anche per garantire un po' la sicurezza di tutti i ragazzi che affrontano questa prova e che poi il giorno dopo devono andare a lavorare, insomma. La Capoliveri Legend Cup per l'isola d'Elba è anche un banco di prova per la stagione turistica che sta per cominciare. Qui il turismo è soprattutto turismo sportivo e la mountain bike è lo sport d'elite, quindi gli elbani stanno preparando il massimo della loro proverbiale accoglienza. Cosa troveranno? Mi dicono che da queste parti, ci diciamo che da queste parti c'è una pasta party veramente da ricordare, tanto per dirne una. Sì, pasta party è un nostro fiore all'occhiello fino a questi anni. Ci piace che la Capoliveri Legend sia una vetrina, una cartolina della nostra ospitalità, e quello che ci siamo sempre prefissati è l'accoglienza e vedere in che posto viviamo per poterlo venire poi a visitare durante il periodo estivo. Esatto, il messaggio è proprio questo: venite fuori stagione a visitare soprattutto i percorsi, i sentieri del Capoliveri Bike Park. Ci sono sentieri permanenti tracciati di difficoltà crescente, ma soprattutto c'è la volontà di far venire i biker e i loro accompagnatori fuori stagione, anche perché nel prize money, che è pure importantissimo, ci sono moltissimi soggiorni che gli albergatori del posto ci tengono a regalare alle persone in gara. Ce ne sono molti, Maurizio? Sì, troviamo molta collaborazione da parte delle strutture ricettive in ambito di ospitalità con i top team, ma anche in quello che offrono per chi partecipa alla gara. Quindi abbiamo delle vacanze ad estrazioni premio, 3 soggiorni durante le premiazioni per i fortunati che se la aggiudicheranno. Bene, adesso andiamo per gradi, perché oggi, il venerdì, come vi dicevo, è il giorno della Chiassi Cup, della XC Eliminator, e ci sono 32 atleti che stanno per partire, fra cui i più importanti specialisti internazionali del settore. Jessica, gara all'ultimo respiro, com'è stata oggi? Che dire, benissimo, oggi sono contenta della vittoria. Niente, avevo già corso qui la Chiassi Cup l'anno scorso, avevo vinto, quindi ci tenevo a ripetermi
È sempre bello correre qui in questo bel borgo e niente, che dire, un ringraziamento va ai miei sponsor che Domenica sarà un'altra gara. domenica sarà un'altra gara molto più lunga di oggi e anche più dura, quindi adesso vediamo di risparmiare e di recuperare in vista di domenica. Allora Michele, non c'è respiro in una gara come questa. No, infatti si sente un po' che non c'è tanto respiro, però a me piacciono molto queste gare, soprattutto mi piacciono molto queste manifestazioni di kermesse così in un centro storico stupendo come Capoliveri. E quando il nostro team manager ci ha detto se volevamo farla, eravamo tutti molto felici perché è bello per il pubblico, per gli organizzatori, quindi ci siamo divertiti. Poi è arrivato il primo e il secondo posto, quindi tra l'altro con il mio compagno di squadra Fabian, che abbiamo fatto gare a coppie insieme e arriviamo sempre lì. Domenica invece che gara sarà? Mi sa un po' più lunga di questa. Sto bene, anche gli altri della squadra stanno bene, il livello è altissimo. Speriamo di recuperare dall'XT Eliminator di questa sera. Il brindisi di buon augurio per la Capoliveri Legend Cup insieme al sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti, qualcosa di veramente importante per questo paese che è diventato per 3 giorni, ma lo è per tutto l'anno, la capitale della mountain bike all'isola d'Elba e in questi giorni in tutto il mondo. Puntiamo molto su questa manifestazione perché è trainante per tutto il turismo outdoor che viene sulla nostra isola, in particolare a Capoliveri, quindi noi stiamo lavorando molto affinché le mountain bike siano il fulcro di questa promozione di bassa stagione, soprattutto per il nostro territorio. Lei era sindaco già nel 1994, avrebbe mai immaginato che da queste parti sarebbe tornata una manifestazione del genere? No, non lo immaginavo nel 94 e poi sinceramente quando siamo ripartiti nel 2010 con questa manifestazione ho pensato che piano piano qualcosa avremmo realizzato, però sicuramente abbiamo iniziato con una cosa locale, poi regionale, poi nazionale, ora mondiale. Sinceramente siamo allibiti di quanto sono stati bravi i nostri concittadini amanti della bike a portare questa
manifestazione a livello così elevato. Maria Cristina Nisi, campionessa italiana marathon, atleta toscana, quindi orgogliosa di essere a portare la sua maglia tricolore sulle strade dell'isola di Elba. Cosa significa questa gara per te? Ma l'Elba è prima di tutto una bellezza, perché tutta l'isola ha una bellezza. È una gara molto particolare, degna di un bellissimo panorama, paesaggio, un'ospitalità eccezionale. E è una gara che, diciamo, mi piacerebbe portarmi a casa. Ho sempre fatto dei bellissimi risultati, però la vittoria ancora non è arrivata. Chissà, domani è un altro giorno, si vedrà. Enrico Lenzi è il direttore di gara della Capoliveri Legend Cup, una responsabilità importante che lo rende ancora più orgoglioso, perché non è il bano di nascita, ma lo è ormai di adozione da 30 anni circa. Certo, il bano di adozione, come ho detto, fare il direttore di gara è una bella cosa, però lo faccio alla marathon qua perché sono tranquillo, mi sento sicuro e mi sento in casa. Sono felice, mi dispiace soltanto che doveva venire la signora Gabriotti della Federazione Ciclistica, la segretaria generale, ma un imprevisto fisico l'ha bloccata, perciò ha detto però il prossimo anno sarò sicuramente qua, ha detto. Elba sempre più la patria della mountain bike, e adesso vediamo le immagini della gara. Ciao carissimo.
Dai che si parte, dai che si parte! Perché mia moglie non ci crede che sono qua. Ecco, ciao amore! Ciao Battista! Ce la facciamo, bene, dai! Adesso parte il recupero. Ciao Elba! Siamo gli ultimi, Però io mi devo sbrigare perché ho appuntamento con la batante sopra e la pago a ore, quindi è un macello, chissà quanto gli devo votare. Ciao Grandi! Ciao! Il gelato più buono lo fa lui! Aspetta, ora. Anche questo è una donna.
Arance e banane.
le prime parole a caldo del vincitore. Intanto un applauso per Leo Paez, il re di questa edizione 2018. E allora Leo, tutto bene direi, complimenti. Ciao a tutti, voglio ringraziare l'organizzatore di questa gara, una gara bellissima che mi mancava vincere. Ci tenevo tanto, ogni anno provavo, ma le condizioni meteo, anche la mia salute non stava bene. Oggi mi sono sentito bene, mi ha servito la gara tappa in Portogallo, mi ha dato un po' di ritmo, oggi comunque è andata molto bene, sono contento. È stata una gara molto combattuta. Sì, dall'inizio alla fine una gara molto tirata. All'inizio ho pensato che Thiago volesse andare via perché ho fatto un ritmo molto forte e dopo siamo arrivati in due e ci hanno registrato dietro e poi bisognava aspettare l'ultima salita, ho provato e ce l'ho fatta. Grazie, ancora un applauso a Leo Paez. Rimani per la frase. È stata molto dura. All'inizio Katarzyna era andata via e sembrava proprio che fosse andata via. Io ero con Mara e vedevo che lei rispetto a me pedalava molto meglio, era molto meno in affanno. Poi sarà l'esperienza, la vecchiaia. Mi sono fatto il regalo di compleanno una settimana dopo, via. Fantastico, un bellissimo regalo di compleanno, una vittoria importante. C'è una dedica per caso? Sinceramente me la dedico a me perché sinceramente è un momento un po' difficile, quindi l'unica persona che ci crede sono io. Beh, ci hai creduto fino in fondo e la sorte, non soltanto la tua grande capacità, ti ha dato ragione. L'applauso di tutto il pubblico della Capoliveri Legend Cup per Elena Gaddoni, vincitrice con i colori della Ciclista Day. Attenzione, al secondo gradino del podio della Capoliveri Legend arriva Mara Fumagalli, eccola qui, felice, col sorriso. Guardate la sportività delle atlete che si abbracciano sul traguardo. Paolo, tutta tua. Molto bello vedere. È una bella immagine davvero. L'abbraccio. E allora lasciamola respirare un attimo. Mara, sei contenta di questa tua seconda posizione? Sì, molto. Abbiamo fatto praticamente tutta la gara assieme, io e Elena, poi lei ne ha avuto un po' di più sugli ultimi 15 all'imbocco del muro. E meritata vittoria, nulla da dire. Io più di così oggi non potevo fare, anche perché è quasi un anno che non corro e il ritmo gara mancava anche parecchio. Come hai trovato il pubblico sul tracciato? Il pubblico come sempre fantastico, soprattutto sul muro qui, è spettacolare. Grazie, tornerai ancora? Certo. Certamente sì, un'altra prenotazione. Il vincitore 2018 della Capoliveri Legend Cup, signori, Leo Paez! Applauso!
Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.